Dopo un po' vai via, eh? Dal Pala Est, buonasera da Lucio Micheli. Buonasera Fabio Piazza. Siamo qui a raccontarvi una partita importante della quinta giornata della Serie A. Tra poco in campo Petrarca Padova da una parte e Color Max Pescara dall'altra. Dicevamo che ci troviamo a Est, siamo in provincia di Padova, una cittadina di 17.000 abitanti. Non ci saranno spettatori purtroppo per la situazione del Covid-19, ma cominciamo già a parlare di un calcio a 5 importante perché il Petrarca Padova è una formazione sicuramente molto ambiziosa. Ricordiamo il 7-2 nell'ultimo turno contro il Lido di Ostia, mentre dall'altra parte la Color Max Pescara non ha iniziato al meglio. No, non ha iniziato bene, ha affrontato due avversari ostici, per cui insomma il campionato è lungo, diamo credito ai colori azzurri del Pescara. Presentiamo subito il nostro commento tecnico di stasera. Attualmente allenatore del Giorgione, una lunga militanza nel calcio a 5 però, Giorgione Calcio, lunga militanza nel calcio a 5 soprattutto in Serie A2 con il Corneto e non solo. Sì, ho fatto molti anni di calcio a 5 da giocatore, qualcosa anche da mister, e adesso da un po' di anni lavoro nel calcio a 11, soprattutto con i settori giovanili. E niente, il calcio a 5 è una passione immensa che ho da sempre e speriamo di divertirci stasera. E a noi fa sempre piacere parlare di calcio a 5 e soprattutto con gli appassionati. E a questo punto però facciamo un passo indietro perché devono arrivare le nostre condoglianze alla famiglia di Piero Colantuoni, figura storica del calcio a 5 laziale, delegato regionale, un motore, io lo definirei il motore del calcio a 5 del Lazio, un amico di tutti coloro i quali amano questo sport, una persona stupenda. Scusate. Dicevamo di una perdita, una mancanza per tutto il mondo del calcio a 5 che si farà sentire. Ovunque tu sia, caro Piero, un abbraccio, un bacio da parte nostra. E purtroppo dicevamo di uno degli uomini sicuramente più attivi nel mondo del calcio a 5 e che veramente hanno dimostrato nel corso della sua vita professionale e non solo quanto questo sport gli sia entrato nel sangue, lui che aveva iniziato da arbitro. Assolutamente sì, mi unisco anch'io alle condoglianze alla famiglia, è un momento sicuramente non facile e niente, non ci sono tante parole. Condoglianze a lui, naturalmente un pensiero, un abbraccio a tutta la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Lazio che ha perso una persona davvero speciale. Ed ora io andrei ad ascoltare i due allenatori che abbiamo sentito poco fa, allora largo alle parole di Saverio Palusci, l'allenatore della Color Max Pescara, e subito dopo sentiremo cosa ci ha detto Luca Giampaolo, l'allenatore della Petrarca Padova. Un inizio difficile per la vostra squadra, per la Color Max Pescara, due sconfitte piuttosto nette, adesso però si sta lavorando per cercare di far sì che il gruppo cresca. Sì, abbiamo cominciato con due sconfitte nette come dici tu, poi c'è stato il pareggio a Roma nel recupero, ma io sono convinto che la crescita della squadra passa da queste sconfitte. Abbiamo quest'anno un gruppo di 3-4 giocatori esperti e poi tanti ragazzi, quindi prima riusciamo a far sì che i ragazzi portino entusiasmo agli esperti e gli esperti portino saggezza un po' ai ragazzi. Prima riusciamo a coordinare queste cose e prima cominceremo a fare i risultati, però è un percorso che sapevamo che poteva cominciare così, ma da queste sconfitte sicuramente ne usciremo tranquillamente. Un anno difficile quello che stiamo vivendo con il Covid-19 protagonista, anche nel calcio a 5 purtroppo ci sono state diverse partite rinviate, così come nel calcio a 11. Sì, certo. Come si convive con questa situazione? Dobbiamo convivere, un anno particolare, lo sapevamo anche prima di cominciare che sarebbe purtroppo stato così. Dobbiamo adeguarci a questo, ecco, noi per esempio all'inizio abbiamo fatto una partita col Pesaro che non era in previsione. Dobbiamo adeguarci a questo. Abbiamo trasmessa in diretta tra l'altro su Rai Sport. Dobbiamo adeguarci a questo stato di cose, è logico che poi può essere in parte falsato, ma è falsato per tutti, quindi cerchiamo di andare avanti secondo me rispettando le regole soprattutto, finché riusciamo a giocare siamo tutti felici. Se lei dovesse descrivere il suo roster, la sua rosa di giocatori
quali sarebbero le caratteristiche peculiari dei giocatori in panchina? No, guarda, te l'ho accennato all'inizio, noi ci basiamo su un gruppo esperto di 3-4 giocatori e poi affianchiamo ogni anno un gruppo di ragazzi e speriamo di farli crescere, anche perché altrimenti non avremmo le forze per affrontare questo campionato. Abbiamo avuto una defezione importante con l'infortunio di Carlo e Nu, cercheremo di sopperire a questa assenza con altre caratteristiche. Come li affronterete stasera? Ma con coraggio sicuramente. Terzo confronto per quanto riguarda la vostra squadra, la Petrarca Padova, che stasera scende in campo con la Color Max Pescara. Un confronto già importante perché se è vero che avete vinto 7-2 con il Lido di Ostia, dovete dare continuità al vostro cammino. Sì, è chiaro, noi cercheremo di dare una continuità a quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 2 gare, una l'abbiamo persa lottando fino all'ultimo secondo 3-2, questa ultima abbiamo fatto una grande vittoria, speriamo che con il Color Max si possa ripetere quello che abbiamo fatto. Sarà difficile perché il Color Max è una squadra decisamente ben costruita, allenata bene, quindi sarà un match particolarmente faticoso e scomodo, ma cercheremo di mettere tutto sul campo. Ormai sono diversi anni che lei è qui a Padova, però dobbiamo anche dire che quest'anno non si può nascondere, perché il presidente Morlino le ha messo a disposizione dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio a 5. Sì, è vero, non mi sono mai nascosto però in questi tanti anni di carriera, nel senso che qui al Petrarca Padova quest'anno Bernardinello abbiamo cercato di costruire una squadra molto importante anche in Serie A. Cercheremo sicuramente di migliorare le prestazioni dell'anno precedente e l'obiettivo principale è appunto quello di fare meglio dello scorso anno. Negli anni passati comunque qui al Petrarca abbiamo vinto sia la B che la 2 che la Coppa Italia di Serie B. Quindi. Come si affronta un Pescara che è partito male, dobbiamo dirlo, subendo diversi gol, non riuscendo a far gioco, almeno fin qui? Sì, non è partito fortissimo, ha avuto diverse interruzioni via Covid, non per colpa sua ma delle squadre che doveva affrontare, quindi sta prendendo piano piano il ritmo. Questo è un problema che abbiamo avuto anche noi la scorsa settimana, e quindi credo che più andrà avanti più il Color Max farà vedere le proprie qualità. Speriamo non da stasera. Qual è il vostro vero obiettivo? Noi vogliamo cercare con le unghie e con i denti di strappare i playoff e cercare di giocarci poi quella scacchiera finale, se mai dovesse andare tutto liscio con il campionato. Sarebbe un bel regalo per la società che appunto mi ha messo una squadra con un ottimo potenziale a disposizione, quindi possiamo anche riuscirci. Di nuovo in diretta dal Pala Este abbiamo ascoltato le parole dei due allenatori che ci hanno detto quindi quali sono le loro sensazioni in avvio prima di questo confronto. E allora andiamo a vedere subito come si schierano le due formazioni, a iniziare dagli ospiti della Color Max Pescara. Andiamo a vedere il quintetto base proposto da Saverio Palusci, eccolo, con Mazzocchetti, Paulinho, André Ferreira, Morgado e Coco Smith. Questi i 5 che scenderanno in campo fin dal primo minuto di gioco. Andiamo a vedere anche come si schiera la formazione avversaria, una formazione avversaria che invece proporrà nei 5 iniziali i giocatori che stanno per arrivare grazie alla nostra grafica. Bastini, Morassi, Parrell, Orge Alba e Rafinha, questi i giocatori che scenderanno in campo fin dal primo minuto per quanto riguarda gli ospiti che devono assolutamente cominciare a cambiare passo e devono iniziare a fare punti, perché se è vero che hanno pareggiato a Roma una partita, è altrettanto vero che in casa fin qui hanno fatto acqua, hanno ricevuto 2 lezioni da formazioni sicuramente comunque più blasonate e soprattutto in questo momento più preparate. Sicuramente, adesso il campionato li ha messi subito dall'inizio a dura prova con due squadre attrezzate, sicuramente adesso devono trovare la quadratura per poter affrontare un campionato di Serie A che comunque è un campionato sempre molto, molto impegnativo. Allora, Petrarca Padova in campo con la maglia completamente nera, dall'altra parte risponde la Color Max Pescara con questa divisa con colori bianchi, azzurri e blu. Tutto pronto per l'avvio del confronto. Io andrei a vedere anche gli arbitri, che saranno Ronca di Rovigo, Volpato di Castelfranco Veneto, Fior anche lui di Castelfranco Veneto. Il crono sarà Beggio della sezione di Padova. Questi gli arbitri che vediamo ora inquadrati. E per quanto riguarda le formazioni, noi abbiamo detto sì dei quintetti, ma a questo punto vi direi
anche il resto del roster del Petrarca Padova, che quest'anno è davvero importante. Allora Bastini è vero che è tra i pali, poi abbiamo detto di Morassi, Alves, Bezzegato, Bargellini, Di Sarò, Nicolazzi, Superbo, Orge Alba, Enzo Paganini, Giader Fornari, Oselito, Rafinha, Parrell, Pietro Piazza. Lo conosci questo ragazzo? Un pochino, sì, lo conosco. Credo Sì. che sia tuo figlio questo ragazzo. È mio del figlio, 2001. sì, è mio figlio. E Victor Mello, poi ne parleremo naturalmente, se dovesse scendere mai in campo, e noi ce lo auguriamo, perché deve essere una grande emozione per un papà raccontare le gesta del figliuolo che fa calcio da... Fa calcio da quando era piccolo, da 5 anni, però calcio a 5 lo fa da un anno. Va Quindi... bene, però diciamo che ha tutti i fondamentali nell'11 e adesso li deve Ma produrre. glielo auguro, deve dimostrare comunque, deve lavorare duro. Abbiamo parlato anche di Marco Boaventura, naturalmente, che completa il roster dei padroni di casa. Color Max Pescara, oggi tra l'altro assenti un certo Carlo Uenu e anche Antonio Rocco, quindi Piero Mazzocchetti, Paulinho, André Ferreira, Robert, Dudu Morgado, Leandro, Loris, Santa Croce, Agostinelli, Papalinetti, Coco Smith, De Luca, Saul, Scarinci e Ferraioli. Questi i giocatori a disposizione di Saverio Palusci. Tutto pronto per l'avvio del confronto, primo pallone, prima circolazione a favore della Color Max Pescara. Siamo curiosi di vedere questo confronto perché Pescara sta crescendo, ma la Petrarca Padova chiede strada. Petrarca quest'anno ha allestito una squadra importante e è partita alla prima di campionato, ha giocato poco effettivamente perché è la terza gara questa che fa dall'inizio, con una pausa lunga tra la prima e la seconda, però insomma stiamo a vedere, è appena iniziata. Subito Petrarca Padova che propone gioco sulla sinistra, poi si ritorna indietro, la gestione da parte dei neri di casa, che oggi giocano al Pala Este. Ancora una circolazione che prosegue piuttosto bassa, vedete, non forzano né ritmi né tempi, non forzano la giocata, rimangono così in possesso. C'è stato adesso uno scarico sulla destra, questo è Parrell che prende campo, si allarga sulla sinistra, lo stesso Parrell, gioco di gambe, toccato duro, arriva alla prima punizione, primo calcio piazzato a favore dei padroni di casa, toccato duro da Capitan Coco Smith. Andiamo a rivedere. Vedete, grazie alla nostra camera posizionata dietro la porta, attualmente difesa da Bastini. Rimessa laterale, quindi circolazione ancora a favore del Padova. Un 1 contro 1 che però porta a questo sviluppo. Si va per vie centrali, poi si torna da Parrell. Prova a farsi vedere ma non riceve Orge Alba perché alla conclusione va Parrell. Una conclusione subito importante che però non inquadra lo specchio della porta avversaria. Pressione alta della Bernardinello. Sono partiti forte. Rimessa laterale a favore del Pescara. Pescara che, come vedete, prova adesso a far gioco partendo da André Ferreira. Si va sulla sinistra, si ricerca Dudu Morgado, poi pallone largo verso Paulinho. Paulinho non può controllare, o meglio preferisce non controllare, in quanto la rimessa laterale sarà a favore proprio della Color Max Pescara con André Ferreira in possesso. Tutto schiacciato all'indietro il Petrarca Padova. È un 2-2 difensivo adesso proposto dalla squadra di casa. Arriva una conclusione piuttosto comoda però la presa dell'estremo difensore patavino. Riparte Parrell. Un buon atteggiamento anche del Pescara che sta facendo molta pressione alta. Sì, c'è Paulinho in particolare che cerca di alzare il baricentro della squadra ospite. Paulinho, un quarantenne di belle speranze, definiamolo così, solo per scherzare, brasiliano che ha giocato parecchio in Spagna con il Manacor, ma soprattutto con il Pozo Murcia. È un giocatore di... E arriva intanto È un giocatore dal piede caldo. È arrivata un'altra conclusione che definiamo importante, quella di Victor Mello, che ha provato a piazzare il pallone, trovando però sulla sua strada gli avversari. Come vedete, buona la risposta in angolo di Mazzocchetti. Adesso Qui. chiedono l'intervento arbitrale, l'intervento che c'è anche l'ammonizione del capitano della Color Max Pescara e subito però proteste da parte soprattutto di Saverio Palusci, l'allenatore della Color Max Pescara. A suo giudizio non c'era né l'ammonizione né soprattutto il fallo che poi porterà a questo calcio piazzato molto importante che potrebbe già sbloccare il risultato. Andiamo a rivedere. Abbiamo visto
lo rivediamo ancora al nostro replay. Beh, braccio largo, Sì, interpretazione l'interpretazione di adesso giusta, per l'interpretazione diciamo corretta vista la situazione, rigore quindi a favore del Petrarca Padova. Sul pallone pronto un'altra vecchia conoscenza come Jader Fornari. Fornari quindi contro Mazzocchetti, l'esperienza del 37enne ex-fan di Eboli, Napoli, Pescara. Andiamola a vedere la sua esecuzione, è l'1-0, 1-0 a favore della Petrarca Padova con il gol di Fornari, capocannoniere tra l'altro della Serie A solo nel 2017-2018 con i suoi 27 gol. Una Coppa Italia che ricordiamo bene nel 2011, sono passati 9 anni, sempre a Padova con la Lazio. è un pivot di grandissima esperienza e di qualità. 1-0 Fornari quindi. Petrarca Padova in vantaggio sulla Color Max Pescara. Color Max Pescara subito indietro, appena 1 minuto e 35 secondi di gioco fin qui, e questo è Parrello. Giocano sul velluto i padroni di casa, già in vantaggio e soprattutto già con la loro qualità a portare a spasso gli avversari. Qui però pretende un po' troppo, potremmo dire così, Jorge Alba, pallone che finisce fuori. La rimessa laterale a favore della Color Max Pescara che ha portato intanto sul terreno di gioco anche Leandro. Seguiamo però André Ferreira. Poi pallone verso la zona pivot. André Ferreira scarica all'indietro. Riproposizione lunga da parte di Mazzocchetti, l'uscita dello stesso portiere della Color Max Pescara, un momento però di difficoltà da parte di entrambe le squadre in impostazione. Adesso sì, è un momento adesso di difficoltà. Il Pescara cerca di organizzare la fase offensiva. Diciamo che è appena cominciata la partita, quindi sbloccata poi dall'episodio su palla inattiva. Beh, avremo del tempo sicuramente per vedere la reazione della Color Max Pescara, ma intanto vi dico di un Petrarca Padova che, come vedete, con il suo pressing alto va subito a rubare il pallone e a riproporre il gioco proprio con Victor Mello, che è andato sulla sinistra. Prova ad accentrarsi il capitano, Jorge Alba, poi palla profonda. E allora Parrello, la sua conclusione sul fondo di un soffio. Grande giocata. È la velocità della circolazione della palla della Berardinello rispetto a quella del Pescara fino a questo momento. Rivediamo il gioco di gambe di Parrella, la sua rapidità, la conclusione del giocatore con la maglia numero 13, ex Mantova, laterale brasiliano, 20 gol per lui nella scorsa stagione. Noi lo ricordiamo in Italia anche nella BNL, nella Roma, nella Lazio. 5 anni poi in Brasile, soprattutto con il Cascavel e con il Capogrill, ma poi è ritornato protagonista nel nostro campionato, prima a Mantova e adesso propone il suo gioco, la sua rapidità a Padova. Buona questa soluzione su rimessa laterale. Seguiamo la Color Max Pescara. Provano subito l'imbucata centrale all'indirizzo di Leandro, pallone che non arriva ad un soffio. Prosegue ancora però l'iniziativa della Color Max Pescara, si va sulla sinistra, si ritorna per vie centrali, poi Robert, Mazzocchetti, Coco Smith, parallela, Buona. poi palla che arriva centralmente a Leandro, Leandro alla conclusione, sporcata in angolo. Sono usciti bene adesso dalla pressione alta del Petrarca. E allora vediamo adesso gli sviluppi del calcio d'angolo. Seguiamo questo angolo da destra a favore della Color Max Pescara. Rapido posizionamento, arriva la conclusione di Leandro, ribattuta. Si riprende così con una rimessa laterale ancora a favore dei giocatori ospiti. Eccolo Leandro, davanti alla nostra postazione. Robert, altro bel gioco di gambe, ha fatto fuori 2 avversari. Coco Smith. Arriva la conclusione di Leandro, ben parata, intanto André Ferreira si va a riposizionare basso per andare a chiudere Jader Fornari che non è riuscito a controllare un pallone difficile. Leandro,
finte, conclusione, destro a giro che va a impegnare severamente, avrebbero detto quelli bravi una volta, Bastini che si rifugia in fallo laterale. Stesso Bastini ancora in profondità. Qui ha qualcosa da dire Fornari al suo estremo difensore, avrebbe voluto tutt'altra soluzione il pivot. Il portiere Bastini è un ragazzo che ha un gran sinistro, un gran piede. Può sbagliare anche lui ogni tanto. Tanto Dudu Morgado all'impostazione. E poi il break proposto ancora in rapidità con Fornari alla conclusione di punta con il suo sinistro. Lo stesso Fornari ha riprovato. Adesso potrebbe ripartire la Color Max Pescara. Vediamo se saranno attivi con Dudu Morgado che porta il pallone sulla sinistra verso André Ferreira. Lo scarico ancora all'indietro. Si ritorna a destra. Leandro. André Ferreira. Rimessa laterale Color Max Pescara. Robert. Non passa Leandro e c'è così un calcio piazzato, una punizione però a favore della Color Max Pescara. Buona reazione comunque del Pescara che sembra esserci in partita. Situazione falli che intanto cambia, noi però seguiamo in diretta Dudu Morgado. I suggerimenti di Palusci che chiede maggior mobilità ai suoi, una rapidità nel riposizionamento e soprattutto in fase offensiva quando la squadra attacca. Parrell sul pallone. Bastini. Ancora un pallone troppo profondo. Può ripartire la Color Max, lo fa per vie centrali, toccato duro André Ferreira. Secondo Fornari non c'è fallo. Si può riprendere così con la rimessa laterale a favore del Padova. Parrell. Fornari. Tanto avete visto che non arriva sul pallone, lascia sfilare Joselito, altro giocatore importante sul parquet spagnolo, ex Palma, 7 presenze con la nazionale iberica. Una proposta di Jorge Alba al suo presidente, sapendo che il giocatore era disponibile, disposto a un'esperienza italiana, è arrivato qui per rafforzare il roster. Direi un bel acquisto anche, sicuramente. Lo stesso Joselito va al recupero del pallone, palla all'indietro, poi profondità per Fornari, non arriva il numero 9, riparte la Color Max Pescara e lo fa da destra, passati da poco i 5 minuti effettivi. Tanto la rimessa laterale a favore della Color Max Pescara, sul pallone c'è Robert. Dudu Morgado rischia, uscita da parte di Mazzocchetti, pallone sulla sinistra, guadagna campo Coco Smith, buono il pallone, l'imbucata, arriva un'ottima azione questa, abbiamo visto come è andato in questa circostanza a proporre l'assist Robert, quella conclusione finale di Dudu Morgado, vicinissimo al pareggio, vicinissima al pareggio la Color Max Pescara. Andiamo a rivedere. Molto vicini. Grande intervento del portiere padovano. Prosegue però l'iniziativa da parte della Color Max Pescara, un dolce risveglio, lo definiamo così, per i giocatori abruzzesi che dopo un avvio difficile adesso stanno proponendo gioco e mettendo in difficoltà gli avversari. Subito un time out, noi ascoltiamo le parole di Saverio Palusci sulla panchina della Color Max Pescara. Ci siamo? Una cosa, anzi 2 cose. La prima cosa, dobbiamo continuare a fare questa pressione forte. Appena l'allentiamo un po', so tecnici centro da tutte le parti. Forte questa pressione in non possesso. In possesso 1 o 2 sulla fascia, dobbiamo andargli a cercare le spalle ogni volta. Ogni volta, appena vediamo, diamo uno scarico sicuro a chi ha la palla, uno in mezzo e un altro deve andare sulle spalle. Sempre, perché vengono forti sulla fascia. Ogni volta, palla alle spalle. Appena abbiamo un attimo di tempo, ci danno un secondo che non ci vengono a pressare forte,
palla alle spalle, palla alle spalle, palla alle spalle e andiamo a chiudere sul secondo palo. Andiamo, andiamo. Dai. Commento alle parole di Palusci. Beh, ha detto una cosa, l'avevamo visto anche in diretta prima, il Pescara ha avuto un buon atteggiamento fin dall'inizio, la pressione è alta, e il mister chiede di giocare alle spalle perché il Petrarca appunto esce molto forte sull'esterno, sui laterali, e cercano la giocata e di attaccare forte il secondo palo, è quello che hanno fatto nell'ultima occasione prima del time out. Si riprende con il Petrarca Padova in possesso. Subito la profondità, la ricerca del solito, definiamolo così, Jorge Alba, anche lui giocatore spagnolo, classe 92, ex canottieri Belluno, ma soprattutto in Spagna, ha giocato con Sierra Salinas e in Qatar con il Garrafa. Tanto Coco Smith, profondità, seguiamo però Joselito, palla subito all'indietro per Parrell, Jorge Alba, Parrell, si complica un po' la vita il capitano, palla all'indietro, gioco di gambe di Joselito, saltato l'uomo, assist, conclusione, vicinissimo al raddoppio il Petrarca Padova. Anche in questa circostanza hanno dimostrato tutta la loro rapidità e qui vediamo l'assist perfetto e poi la conclusione che di poco, quella di Rafinha, non trova il 2-0. La giocata individuale poi negli spazi stretti è sempre quella che crea maggior preoccupazione agli avversari. Ha fatto una gran giocata Joselito adesso sullo stretto, molto bravo. Noi andiamo però a vedere ancora la reazione della Color Max Pescara con questa profondità. Arriva una conclusione interessante, un diagonale che potrebbe mettere in difficoltà quella di Saul, la retroguardia avversaria. Non inquadrano la porta, si rimane sull'1-0, giocati quasi 7 minuti effettivi, per la precisione 6:30 in questo istante, con il Pescara ancora vicino a pareggio. Una nuova conclusione, quella di Saul, e adesso è in difficoltà il Petrarca Padova, molto basso, attaccato con questo pressing, definiamolo asfissiante, da parte degli avversari molto alti, che provano a non far ripartire i giocatori patavini e ci riescono. Soddisfatto, dobbiamo dirlo, Saverio Palusci. I ragazzi stanno facendo quello che il mister ha detto nel time out. Pressione alta e gioco alle spalle. Leandro. Coco Smith. Saul. Non passa. Pallone che però rimane lì. E adesso ripartenza Petrarca Padova. Rafinha. Ottimo taglio, palla per Parrell, si accentra Parrell, va alla conclusione, risposta perfetta di Mazzocchetti e poi però vedete che sotto misura arriva il tocco vincente per il 2-0 che attribuiamo a Victor Mello. Andiamo a rivedere ancora questa azione, un'azione che non ha dato scampo all'inquadrato Mazzocchetti, bravo in una prima circostanza ma poi si è dovuto arrendere. Qui Parrell che si accentra, la sua conclusione, la risposta del portiere avversario, poi vedete sotto misura addirittura il tap-in vincente di Victor Mello. Come tante volte succede nel momento di maggior pressione del Pescara hanno subito il gol. 3 su Jorge Alba che continua da par suo a far gioco, mentre rientra nella Color Max Pescara André Ferreira. Altri cambi rapidi da parte di Saverio Palusci. Color Max Pescara che nel momento migliore della squadra abruzzese ha subito il raddoppio degli avversari. E qui Leandro. 2 su di lui. Centralmente. Lo scarico per Coco Smith. Ancora Leandro. Prova a farsi vedere André Ferreira. Riceve invece Dudu Morgado. Ecco Morgado ancora in possesso, subito attaccato da Rafinha. Il break di Rafinha, palla nel mezzo e poi ci mette una pezza nel vero senso della parola Morgado e riparte Leandro. Gioco di gambe che non si realizza e allora la puntata di Victor Mello con la rimessa laterale a favore del Petrarca Padova. Ha provato una giocata improbabile,
però bisogna stare molto attenti alle ripartenze. Coco Smith per Robert. Morgado. André Ferreira. Pallone è già fuori, rimessa laterale a favore del Petrarca Padova. Tanto Parrell con calma guadagna la sua mattonella, come avrebbero detto quelli bravi. Stesso Parrell prova a farsi vedere adesso largo a sinistra, molto ricercato dalla sua squadra. Eccolo Parrell. Subito palla all'indirizzo di Victor Mello, poi palla in avanti per Fornari. Lo stesso Victor Mello che cambia completamente il gioco per Rafinha. E questo è ancora Rafinha per Parrell. Ottima l'uscita da parte di Mazzocchetti, può ripartire la Colmax. E questo è invece un buon taglio per Robert. Robert ancora provava l'assist centrale, ottima l'uscita da parte di Bastini che sventa la minaccia. Ha fatto 3 interventi molto importanti. Ha scongiurato il pericolo in tutte le occasioni. Anche questo può fare la differenza. Chiamato in causa Mazzocchetti. Dudu Morgado. Coco Smith. Ancora Coco Smith, profondità. Un po' in difficoltà la Color Max Pescara ad avvicinare la porta avversaria. Perché a tuo giudizio? Ma qui doveva avere un po' di più pazienza nel giro palla. Non c'era nessuno che aveva conquistato la profondità. Ha forzato un po' la giocata, però bisogna avere pazienza anche in questi momenti dove magari sei sotto, e questo poi è uno sport che in pochissimi secondi si ribaltano le situazioni, per cui ci vuole pazienza. Abbiamo visto poco fa, ha cercato Victor Mello, lo stesso Victor Mello alla rimessa laterale, mentre è pronto a rientrare sul parquet Paulinho per la Color Max Pescara. Palla all'indietro, vediamo pronto anche Bastini. Bastini subito per Osalito, porta a spasso un paio di avversari. Poi Fornari non forza. Ancora Oselito, non passa la guardia dell'attento, definiamolo così, Robert, ragazzo del 99, laterale interessante. Fornari. Oselito. Orgalba. Ancora Oselito avrebbe una chance, invece André Ferreira ha capito tutto. Riparte la Color Max, lo fa centralmente con Dudu Morgado. Robert. Ancora Morgado, il break di Fornari. Da solo, conclusione, guadagna un ottimo angolo. Siamo poco oltre la metà della prima frazione di gioco. Pala Este. Il Padova, Petrarca Padova 2 in vantaggio, 2-0 sulla Color Max Pescara. Decidono i gol di Fornari e Victor Mello fin qui. Dobbiamo dire di una Color Max Pescara che però ci è piaciuta, soprattutto una volta in svantaggio sullo 0-1. Ha provato con Palusci alcune soluzioni nuove. Lo stesso Palusci adesso manda Paulinho in posizione di pivot in avanti. Prova ad alzare i ritmi, ma soprattutto prova ad alzare il baricentro di una squadra che deve assolutamente trovare il gol del 2-1. Un ottimo lavoro adesso anche da parte di Boaventura. Scarico all'indietro. Arriva Fornari. Oselito. Un rischio. Fornari. Ancora per Oselito. Pallone all'indietro. Arriva André Ferreira. Lo stesso André Ferreira propone ancora gioco, va anche alla conclusione. Qui toccato duro, la punizione a favore della Color Max Pescara. Giusta l'interpretazione arbitrale. Devono continuare a tenere la pressione alta. Ogni volta che hanno questo tipo di atteggiamento ne esce sempre qualcosa di pericoloso. Situazione falli 3-2, 3-2. Noi andiamo a vedere però questo calcio piazzato affidato a Paulinho
perché Dudu Morgado guadagna all'esterna a sinistra e dà indicazioni anche a Robert che vedete rimane più basso nella Color Max Pescara. Questo è l'inquadrato, il quarantenne di Belle Speranze che abbiamo definito prima, Paulinho. Tanto inservienti sul parquet ad asciugare e a sistemare la situazione, mentre approfitta anche di questo momento di pausa Luca Giampaolo, l'allenatore della Petrarca Padova, per dare indicazioni ai suoi. Indicazioni piuttosto tranquille però, perché fin qui mi sembra di poter dire che hanno rischiato poco. Sì, ha fatto un paio di interventi l'estremo difensore, ma abbastanza tranquilli fino ad ora. Seguiamo Paulinho. Ferraioli, palla sul destro, fermato, può ripartire in velocità il Petrarca Padova. Non passa Victor Mello, poi c'è un recupero, pallone all'indietro per Jorge Alba. Si va sulla sinistra, ancora con Victor Mello, prova a farsi vedere davanti Fornari. Il break invece di André Ferreira, subito fermato, a rimorchio c'è Ferraioli e riparte ancora Fornari. Fornari col suo sinistro impegna, come avete visto, Mazzocchetti a una difficile deviazione. Si riprenderà con un angolo da sinistra a favore del Petrarca Padova, un Petrarca Padova che adesso sta dilagando. Sì, sta tenendo il campo, forte del vantaggio, però come si diceva prima bisogna sempre stare molto attenti. Questo è uno sport che può cambiare che tutto, può cambiare in, tutto in pochissimi secondi. Sì, 2 gol di scarto arrivati a questo punto non significano alcunché. Devono continuare a tenere alto il ritmo, perché comunque il Pescara sta continuando a giocare, come è giusto che sia. Paulinho all'indietro per Ferraioli, pallone che rimane in possesso di André Ferreira. Dudu Morgado in avanti alla ricerca di Paulinho. Lo stesso Dudu Morgado ha provato a piazzare, sulla sua strada ha trovato Victor Mello. Lo stesso Victor Mello. Pallone interessante sull'out sinistro, quello riservato a Marco Boaventura, altro giocatore brasiliano, classe 91, nato a San Paolo, brasiliano naturalizzato italiano, ex Fel di Eboli, Ital Service Pesaro, Camedo Son, anche per lui esperienze nel campionato italiano. Pallone troppo esterno quello di André Ferreira che parla con Mazzocchetti. Mazzocchetti si è lamentato, il portiere, l'estremo difensore del Pescara, ha chiesto maggiore attenzione ai suoi. E vediamo questa nuova circolazione, qui sbagliano però, in particolare sbaglia Boaventura, in possesso palla per Petrarca Padova, e arriva questo sinistro un po' ciabattato da parte di Paulinho. Può ripartire ancora il Petrarca Padova. Prova a farsi vedere Boaventura. Parrelle preferisce invece addomesticare il pallone e tenerlo basso. Si riprende ancora con Bastini in possesso, da giocare poco più di 7 minuti e mezzo nel primo tempo. André Ferreira. Paulinho. Ferraioli non passa la guardia di Rafinha. Ferraioli. E questo è Bastini che mette il pallone in fallo laterale. Bastini non rischia, giustamente, preferisce piazzare fuori il pallone. Doppio vantaggio del Petrarca Padova, da giocare meno di 7 minuti, perché rischiare? Un atteggiamento giusto. André Ferreira. Coco Smith. Ferraioli. Questa è la Color Max Pescara che prova la reazione. André Ferreira. Non addomestica però Paulinho. Nuova rimessa laterale a favore del Petrarca Padova. Tra poco altri cambi, perché vediamo pronto Leandro a rientrare sul parquet. Lascia il terreno invece Paulinho. È diminuita un po' l'intensità in questa fase. Sì, diciamo di un Petrarca Padova in controllo. Stanno rifiatando. Victor Mello.
Parrell, ancora Victor Mello costretto all'indietro, Jorge Alba, splendido il passaggio e poi anche il tentativo da parte di Grande Rafinha. giocata questa, un controllo di Rafinha. Attenzione a Parrell, subito profondità, subito pallone in diagonale sulla sinistra, poi visto però il pallone, il fallo, e quindi meglio il pallone fuori, e quindi seguiamo ancora il Petrarca Padova, perché vedete che addirittura viene ricercato Bastini. Che è un gran tiro, attenzione. Ecco il suo sinistro. Mazzocchetti lo sapeva e si era fatto trovare pronto dall'altra parte. André Ferreira non trova Coco Smith. Altri cambi perché è pronto ancora Robert, maglia numero 8 per la Color Max Pescara. Mentre Oselito dà profondità alla sua squadra, si va a posizionare da pivot davanti. André Ferreira, Leandro, ancora Color Max con Robert. Non si intende con André Ferreira, un momento molto difficile per la squadra ospite, sotto di 2 gol al pala est, ma soprattutto non riesce ad avvicinare la porta avversaria, a mettere in difficoltà Bastini, fin qui non impegnato. Sono più veloci a trovare, a compattarsi nella fase difensiva. Questa è la sensazione che c'è fino ad ora il Petrarca. Sì, il Petrarca è sicuramente più rapido nel posizionamento in campo. Posizionamento più rapido, recuperano le posizioni in un minor tempo rispetto a quello che fa il Pescara, che continua comunque nella pressione alta, giustamente. Il Pescara deve fare il suo gioco, Deve fare il suo gioco. deve cercare di mettere in difficoltà il Petrarca Padova, ma dobbiamo dire di un Petrarca Padova quest'anno sicuramente molto più forte dal punto di vista tecnico rispetto a quello che avevamo apprezzato nel corso della scorsa stagione. Sono arrivati dei palleggiatori notevoli. La squadra è cambiata profondamente. Una squadra con un tasso tecnico molto alto, giocatori di esperienza, Qui bravi. infatti vediamo già del Fornari che va a rubare palla. Subito la conclusione di Rafinha sul fondo. Esperienza e qualità tecnica, qualità fisica anche in alcuni di loro. Aspetto oggi molto importante peraltro anche in questa disciplina. Sì, c'è una maggior fisicità Maggior anche fisicità, nel calcio a 5, sì. cosa che prima è accaduta, molto prima, nel calcio a 11, sì. E adesso viene trasferita, traslata, diciamo così. Ahimè, posso dirlo, ahimè, Sì, a discapito della tecnica. Ecco sì, ecco, diciamo che un giocatore sicuramente tecnico e anche fisico può fare la differenza. Chiaro, È il massimo. lo vorremmo tutti. Lo vorremmo tutti, esatto. Coco Smith. Riparte Bastini. Fornari. Bravissimo in fase di copertura Robert. Mazzocchetti. Coco Smith. Morgado. Attenzione perché giocata rischiosa con Rafinha, subito palla nel mezzo, arriva Fornari. Sfiora il terzo gol il Petrarca Padova. Mazzocchetti ancora in avanti, riuscita di testa da parte di Bastini, rimessa laterale Color Max Pescara. La bellezza del calcio a 5 dalla possibile 3-0 che vediamo con la conclusione di Fornari dall'altra parte. Ottima opportunità anche per il Pescara. Quello che si diceva prima, è uno sport che ti lascia incollato lì fino alla fine, fino alla sirena. Adesso profondità, cercava Coco Smith, in avanti Robert. Palla invece di Parrell in avanti per Fornari, il suo sinistro che impegna ancora Mazzocchetti. Fornari, a proposito di qualità e di tecnica, nonostante le primavere continuino a passare per lui, perché adesso sono diventate 37, vediamo con quale rapidità si muova e soprattutto come esprima qualità tecniche che non tutti hanno anche in questo sport. Te lo volevo dire prima, è il fatto poi che becca la porta sempre. Cioè, Una qualità lui è una qualità pazzesca quella. Si gira e trova la porta ovunque. È una qualità che non hanno, è una qualità di pochi. Coco Smith.
Robert. Mazzocchetti fa ripartire ancora i suoi e lo fa sulla sinistra con Dudu Morgado, lo scarico all'indietro. Leandro, poi ancora Morgado, porta un po' a spasso Fornari adesso e guadagna anche la rimessa laterale, però il pivot del Petrarca Padova con Morgado che non è d'accordo. Forse non lo siamo neanche noi, devo dire la verità. Sembrava più un fallo laterale a favore della Color Max Pescara. Questo è un quintetto adesso di mister Giampaolo sicuramente più aggressivo, nella pressione alta, e poi ci sono le caratteristiche dei giocatori che in vari momenti della partita possono incidere. Seguiamo Oselito all'1 contro 2 addirittura. Qui Parrelli, Oselito, Boaventura, Fornari. Ottimo il pallone, che scarico in avanti, un assist meraviglioso da parte di Fornari. Lo stesso Fornari che mette il pallone fuori, migliore in campo fin qui il numero 9. Presa di posizione, difesa della palla, giocata in scarico con la suola, tanta roba. Riparte ancora il Petrarca Padova, la fa con Boaventura, scarico per Victor Mello, Parrell, poi centralmente per Fornari, Victor Mello, Parrell, Fornari anche Mello, lascia il pallone perché la rimessa è del Petrarca. Anche Mello, Anche vogliamo Mello, dire qualcosa, un giocatore vogliamo dire? Brasiliano, naturalizzato italiano, ex Avellino, Luparense, una Coppa Italia di A2 con l'Avellino, una Supercoppa italiana con la Luparense nel 2017, ma soprattutto qualità al servizio del Petrarca Padova. Tra l'altro in questo caso parliamo anche di un giocatore più giovane, solo trentenne. E qui ancora Victor Mello per Fornari, Fornari abbattuto letteralmente, arriva il gol però di Fornari che si lamenta con il direttore di gara, visto il fallo giustamente da parte degli arbitri, ammonito e lascia il terreno di gioco Robert perché rientra Paulinho, ma qui sarebbe andato in gol Fornari. Aveva fatto una gran cosa anche qui. Andiamola a rivedere, ecco Fornari che finisce a terra e da terra, guardate, il tocco morbido per il possibile 3-0 Patavino, eccolo, guardate, finisce a terra e poi con quale qualità piazza comunque il pallone all'esterno, cioè all'interno della rete avversaria. Tutto vano perché già fischiato il calcio piazzato. Vediamo questa palla inattiva, che cosa... Boaventura sortirà sul pallone, Victor Mello centrale, Fornari largo a destra, dall'altra parte c'è Parrello. È Parrello che piazza il pallone per Victor Mello, poi Fornari, ottimo schema, ancora Parrella, prosegue l'iniziativa del Petrarca Padova che centralmente non trova ad un soffio Fornari, ripartito con Morgado, Paulinho, André Ferreira, Boaventura, ancora Boaventura, porta a spasso un po' la difesa, poi arriva il solito Fornari e Mazzocchetti dice agli avversari prendete un corner. Movimento sempre sul lato sinistro, sul piede forte. Victor Mello e Fornari, ancora Victor Mello, palla che rimane lì, uscita di Mazzocchetti e vincente, potrebbe far ripartire la Color Max Pescara. 2 minuti di gioco, finisce a terra e si fa male, se ho capito bene Bastini, no, si rialza. Dall'altra parte ancora un sinistro nello specchio da parte di Fornari, mentre riparte Morgado. Leandro. Non passa Fornari, visto però il fallo, ha spostato letteralmente stavolta il giocatore avversario e questo è un fallo anche importante perché è il quinto fallo commesso dal Petrarca Padova e adesso devono stare attenti perché in caso di ulteriori falli vedremo tiri liberi. Il quinto fallo può essere un'opportunità.
1 minuto e 40 alla fine può essere un'opportunità. Vediamo la situazione falli. Petrarca Padova 5, Color Max Pescara 3, significa che sicuramente rischierà solo il Petrarca Padova di far arrivare gli avversari a un tiro libero in caso di nuovo fallo commesso. Il sesto fallo darebbe il tiro libero. Paulinho, palla sul sinistro, poi assist sotto misura, arriva la conclusione di Leandro e vincente l'uscita di Bastini. È il quarto intervento questo di Bastini. L'intervento del Paulinho. portiere è importante, sempre fa la differenza al momento giusto. Ma questo significa che è cresciuta parecchio la Color Max Pescara. Bastini non trova davanti Rafinha. Riparte Leandro sulla destra, prova a farsi vedere Dudu Morgado, riceve André Ferreira, ancora palla in avanti e poi arriva una conclusione un po' sporca da parte di Paulinho. La rimessa laterale ancora per la Color Max Pescara, che cerca di stringere i tempi e di arrivare al gol del 2-1 prima dell'intervallo. Colpo di tacco di Paulinho, ripartito già il Pescara, il Petrarca Padova. Conclusione di Boaventura velleitaria e ancora palla a favore della Color Max Pescara gestita da André Ferreira. Rimessa laterale ancora per i giocatori ospiti, 45 secondi al nostro cronometro. Dudu Morgado, André Ferreira, prova a sfondare André Ferreira, pallone che rimane lì, poi arriva una pallonata da noi che riusciamo a parare. Siamo stati pronti di riflesso. Sei stato bravo. Riusciamo a parare e André Ferreira centralmente però non trova Dudu Morgado. Leandro, 1 contro 1. Ottimo gioco di gambe, arriva anche una grande conclusione da parte del numero 13 e qui ancora una volta il Pescara spaventa la formazione di Giampaolo. Questa è una grande occasione nata da un'azione individuale, molto bravo. Pochissimi secondi per la Color Max Pescara. Mentre Palusci dà indicazione a Leandro, stai qua, fai gioco, eccolo Leandro. Dudu Morgado. La rimessa laterale è Petrarca Padova, non vedremo gol del Pescara in questo primo tempo. Da giocare 5 secondi. Quindi Rafinha la rimessa. Victor Mello all'indietro, non rischia il Petrarca Padova. Finisce 2-0 il primo tempo tra Petrarca Padova e Color Max Pescara. Ricordiamo i gol di Fornari e poi di Victor Mello. Chiedo a Piazza se è giusto così. In complesso credo di sì. Le occasioni, oltre le 2 realizzate dal Petrarca, ne hanno avute 3 o 4 a testa. Credo che sia giusto così. Il Petrarca ha dimostrato di essere un pochino più presente nel campo, un po' più pronto, ecco. Noi però abbiamo ancora un tempo, insomma, quindi aspettiamo. Beh, certamente la partita è lunghissima, il calcio 5 non è il calcio, quindi state con noi. Subito linea a Roma per un breve stacco pubblicitario. Noi ci risentiremo per le interviste con i dirigenti, ma soprattutto per vedere il secondo tempo della gara del Pala Est. Linea a Roma. Siamo tornati in diretta al Pala Este, siamo in provincia di Padova. Questa è Petrarca Padova, Color Max Pescara, 2-0 alla fine della prima frazione di gioco. È la quinta giornata del campionato di Serie A, l'anticipo del giovedì. I gol fin qui di Jader Fornari,
il raddoppio di Victor Mello e subito una profondità per Rafinha, salvataggio praticamente sulla linea di André Ferreira, vicino al terzo gol la formazione di casa. Anche questa è una grande giocata, l'avevano provata anche nel primo tempo un paio di volte e salvato sulla linea, sulla conclusione di Rafinha. Molto bravi a fare questa giocata. Subito palla ancora nel mezzo per Rafinha da parte di Victor Mello. Parrell era rimasto basso, c'era una doppia opportunità, ha marcato male in questa circostanza nella Color Max Pescara, non era efficace la marcatura, 2 giocatori liberi. Tanto, anche se non dovrebbe essere così, perché bisognerebbe giocare, si gioca tutti a uomo, no? invece erano 2 liberi. Qui tra l'altro potremmo parlare parecchio tra la marcatura uomo, la marcatura sì. zona, se ne potrebbe parlare per tutta la trasmissione, ma noi andiamo invece a vedere se ci sarà questa reazione da parte della Color Max Pescara, che poco fa invece ha subito un'altra iniziativa importante da parte della Petrarca Padova, che come avete visto ha sfiorato il terzo gol. Non è partito bene il Color Max Pescara. Mi pare di vedere l'inizio del primo tempo, il Petrarca molto alto nella pressione. Petrarca molto alto in pressione, che dà grande apprensione alla difesa del Pescara. Pescara che avete visto come stia difendendo, come stia soprattutto subendo le iniziative degli avversari che sono ancora in possesso, e Parrell prova a fare gioco con Victor Mello. Rafinha, Parrell, la parallela, e qui c'è Leandro che ha cercato invece André Ferreira. Avete visto poco fa si era cercato di partire per quanto riguarda la formazione dell'inquadrato Luca Giampaolo sulla corsia a sinistra. Qui parliamo della parallela, no? La parallela, erano rimasti in parallela, quindi sulla sinistra, e Dudu Morgado adesso invece torna sui suoi passi all'indietro, scarico per André Ferreira, si cerca Coco Smith, anche Coco Smith è costretto all'indietro, non trovano varchi, molto ben posizionato, possiamo dirlo, il Petrarca Padova. Da solo Morgado, ripartenza, Parrell, Rafinha, scivolata di Leandro, rimessa laterale del Pescara, buona adesso la fase difensiva del numero 13. È quello che si diceva prima, danno sempre l'impressione di essere meglio posizionati nel recupero, nella transizione, e questo sta facendo la differenza. Dudu Morgado, ottimo il pallone in avanti, ha provato André Ferreira sulla sua strada, ha trovato Rafinha. Indicazioni da parte di Luca Giampaolo sulla panchina del Petrarca Padova ai suoi, sempre molto attivo. Adesso difesa, solo difesa per il Petrarca Padova, con conclusione da parte di André Ferreira. Murata, Giampaolo chiede ai suoi di uscire subito, vedremo se riusciranno. André Ferreira, Leandro, André Ferreira, pallone che è rimasto lì, la rimessa laterale a favore del Petrarca Padova. C'è Rafinha, subito Jader Fornari, ancora Fornari con la sua conclusione, ma dobbiamo dire che Mazzocchetti è sempre attento. Fornari è un pericolo continuo. Ma Mazzocchetti è molto attento, io Sì. direi che è il migliore sicuramente nella Color Max Pescara, pressoché incolpevole sui gol. Aveva fatto molto bene anche nella gara con Pesaro, nelle 2 gare precedenti. Qui rischia Bastini, Sempre molto attivo. rischia Bastini e non ce ne sarebbe motivo, infatti si arrabbia Giampaolo. Poi Rafinha, Parrell non aggancia. Anche se devo dire che mister Giampaolo è sempre molto, molto attento e ha un tono molto pacato, mi piace l'atteggiamento, è tranquillo. Tranquillo, Molto anche, presente ma tranquillo. possiamo fare una battuta però, facciamola la battuta. Certo, Deve essere tranquillo, con una rosa così sicuramente. ha dei giocatori davvero importanti quest'anno. Credo che sia, anzi sicuramente è, il Petrarca Padova più forte che abbia mai allenato. Sicuramente, può anche divertirsi, che non è poco, insomma. Sì, ha anche dei cambi notevoli.
Intanto la Color Max Pescara prova a fare gioco con Coco Smith. Robert si posiziona nel mezzo, adesso va a sinistra, riceve Leandro, Robert, Coco Smith, Dudu Morgado, Robert, Dudu Morgado, Coco Smith, Paulinho, Dudu Morgado ancora all'1 contro 1 con Rafinha. C'è André Ferreira, portiere di movimento, maglia numero 7 nella Color Max Pescara, che riceve. Beh, è una scelta, no, ma adesso è una scelta coraggiosa, nel senso che Sì, anche un po' presto. un po' presto, Un po' presto per proporre il portiere di movimento. però portata a spot potrebbe dare anche l'effetto sorpresa. Tanto Fornari. Pronti Paulinho e Robert. In casa Color Max Pescara, esce Paulinho, dentro Robert. C'è Parrell sul pallone per il Petrarca Padova. Basso rimane Victor Mello. Prova a farsi vedere Orga Alba e questo è Victor Mello che ha dato un pallone all'indirizzo di Fornari. Nuova rimessa laterale a favore dei Patavini, che fin qui rischiano davvero poco, soprattutto in un avvio di ripresa che nei primi 3 minuti e 45 secondi ci ha detto di una Color Max Pescara ancora in difficoltà. Fornari, pallone troppo esterno, Fornari si arrabbia con se stesso, rientra Boaventura. C'è nuovamente il portiere di movimento in casa Color Max Pescara con André Ferreira, maglia numero 7. E con Paulinho di nuovo in campo. Eccolo André Ferreira. Dudu Morgado, Leandro. Seguiamola allora questa fase con il portiere di movimento proposta dalla Color Max Pescara. Prova Coco Smith. C'è Oselito sulla sua strada. Coco Smith parla con Dudu Morgado. Stanno concertando posizioni in campo. Morgado. André Ferreira. Paulinho. Dovrebbero muoverla più velocemente Sì, non c'è la rapidità da un giusta lato all'altro. per mettere in difficoltà il Petrarca Padova. Morgado. Leandro. Prova a farsi vedere Paulinho sulla destra. Eccolo che riceve. Ancora Leandro. Davanti ci sono Coco Smith e André Ferreira. Morgado. Paulinho prova addirittura la conclusione. Mette in difficoltà i suoi perché deve rientrare velocemente André Ferreira. Pallone molto insidioso quello proposto da Bastini. Esce tanto André Ferreira, è rientrato Mazzocchetti tra i pali. Una sorta di elastico. Ora gioco col portiere di movimento. Ora Infatti, no. quello che si diceva prima, è un intervento, è una scelta a spot, però ripeto, devono far girare la palla più velocemente per sfruttare il quinto. Ne vuole 3 adesso, avete sentito a casa Luca Giampaolo, l'allenatore del Petrarca Padova. Andiamo in 3. Questo è Parrell. Non trova Oselito. Pallone troppo largo. Quindi rimessa laterale Color Max Pescara. Già passati 5 minuti e 31 secondi effettivi nel corso della ripresa. Siamo al Pala Este, provincia di Padova. Quinta giornata del campionato di Serie A, l'anticipo del giovedì. In campo il Petrarca Padova, che in questo momento è sul 2-0 a favore contro la Color Max Pescara. Gol di Fornari e di Victor Mello. Morgado, troppo lenta questa proposizione. Ancora Morgado. Non trovano varchi, ma soprattutto perché non c'è la velocità. La circolazione è lenta. Qui rischiano tanto, Arriva la conclusione da parte di Orge Alba.
ma abbiamo visto che in qualche maniera si è salvata ancora la Color Max Pescara, che riesce a rimanere fin qui sul -2. Ancora Orghialba, Oselito, Boaventura, non riesce a mantenere il possesso. Rientra ancora André Ferreira, portiere di movimento della Color Max Pescara. Eccolo. Dudu Morgado, ancora André Ferreira. Si allarga sulla sinistra Coco Smith, il capitano. Da solo Morgado, poi sbaglia e rischia. Boaventura aveva capito tutto. Morgado, Leandro, Morgado, André Ferreira, conclusione, pallone già fuori. Oselito, Boaventura, Orghialba, ora Oselito, si abbassa Parrell, riceve, poi la palla per Orghialba, numero di Orghialba, il capitano da solo, palla fuori, vicini al 3-0 però. Anche qui grande giocata di Alba sullo stretto, fuori di pochissimo, però il Pescara rischia così. Tanto Paulinho si propone pivot, sta andando in avanti, c'è ancora André Ferreira con noi sul parquet qui vicino come portiere di movimento, maglia numero 7. Lo stesso Morgado però vede André Ferreira, lo serve. Ferreira stavolta con calma restituisce il pallone. Poi ancora Leandro, prova a farsi vedere Paulinho, è arrivata la conclusione di Leandro sporcata, la rimessa laterale sarà a favore della Color Max Pescara. Rischiamo di ripeterci, però la Troppo lenta circolazione la della palla è circolazione troppo lenta, è più facile posizionarsi per chi deve difendere. Morgado, Leandro, Parrell, sfiora il terzo gol. Un piccolo appunto a Parrell, 2 contro 1, provoca l'avversario, scarica su Fornari ed è 3-0. Ed è gol fatto. Doveva partire e fare l'assist. Poi magari da fuori sembra tutto facile, però sentiamo che ci dice però ancora Luca Giampaolo, incontentabile al nostro microfono. È la prima partita che fate, no? E quante volte capita una situazione del genere? Rubiamo o sbagliamo? Basta, non fate quelle facce perché state difendendo benissimo. Stiamo difendendo benissimo, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per poter chiuderla. Non ci siamo riusciti, la scorsa settimana ci siamo riusciti subito. E questo che vuol dire? Questo è il nostro sport. Quindi continuiamo a lavorare concentrati e non a demoralizzare per un errore fatto quando siamo 2-0. Ok? Quindi lavoriamo su questo, siamo messi bene, quella palla centrale è coperta come abbiamo detto, abbiamo vista, non c'è stato nessun problema fino adesso, c'è stato solo un ritardo lì su un tiro da fuori. Andrea è molto attento, molto concentrato, se giochiamo la palla alle spalle quando siamo in pressing va bene, andiamo ad aggredirli, non diventiamo solo passivi adesso, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto per 35 minuti, per 25 minuti. Dai. Commento. grande mister, nel senso che ha dato un rinforzo in un momento, per carità, sopra di 2, magari mentalmente più facile, però hanno avuto 2 occasioni con 2 contro 0 con la porta vuota, ha rinforzato la squadra e come si diceva prima quel gol lì bisogna farlo, no? Però è stato positivo, sempre con un tono pacato, molto presente. Mi piace il modo di approcciarsi. Cosa dovrebbe fare invece Paluscia adesso? Dovrebbe, allora, se gioca con i portieri di movimento, abbiamo detto prima, rischiamo di essere scontati, devono far circolare la palla più velocemente. Però la pressione che davano nel primo tempo ha messo in difficoltà qualche volta il Petrarca, quindi io credo che sia anche una questione mentale probabilmente adesso, per una squadra che non ha avuto un grande inizio e non è facile. E che deve cercare subito di trovare la quadra. Intanto pallone in avanti, abbiamo visto buona la chiusura. Devono giocare con coraggio, devono crederci. Buona chiusura da parte di Scarinci, neo entrato sul parquet. E questo è ancora il Petrarca Padova con Rafinha, Victor Mello,
Scarinci, il colpo di testa all'indietro per Mazzocchetti. Prova a ripartire Leandro. Scarinci. Paulinho. Buono il gioco di Leandro. Il contatto con Bastini, ammonito l'estremo difensore del Petrarca Padova. Calcio piazzato interessante per la Color Max Pescara. Sì, ci poteva stare un intervento al limite, la gamba era molto alta. L'abbiamo rivista. Ancora una volta terna arbitrale perfetta. Ci poteva stare. Dobbiamo dire di sicuramente un arbitraggio fin qui sicuramente molto molto condivisibile. Noi adesso seguiamo però Paulinho. C'è André Ferreira pronto sul parquet come portiere di movimento in casa Color Max Pescara. 11 minuti a disposizione di Saverio Palusci per far sì che la Color Max Pescara possa agguantare quantomeno un pareggio. Vedremo se riuscirà a farlo. Dudu Morgado. L'anticipo di Parrell di testa su Paulinho. Ferreira. Morgado. Leandro. Ferreira. Morgado. Smith in avanti e poi subito riproposizione da parte di Bastini. Bastini ha fatto gol così sabato scorso qui in casa contro il Lido di Ostia. Rimessa laterale Color Max Pescara. Di esterno sinistro, proprio nella Ci ha stessa condizione, ma c'ha un buon piede lui. È un portiere che ha fatto parecchi gol in carriera. Morgado. André Ferreira. Sempre manca la velocità giusta. Ferreira. Paulinho. Morgado e Coco Smith. Morgado. André Ferreira, palla sul destro, la conclusione. Palla che rimane lì. Prova a ripartire, non ce la fa Rafinha. E allora Leandro. Scarico all'indietro. Color Max Pescara continua nella sua ricerca della porta avversaria. André Ferreira. Il break di Fornari, prova subito la conclusione. Palla che rimane lì. Poi nuova conclusione però sbilenca, definiamola così, da parte di Victor Mello. Pallone comodo a favore della Color Max Pescara che fa rientrare tra i pali Mazzocchetti. Fanno girare la palla lentamente, cercano sempre i due larghi. Ogni volta che provano a giocare dentro al castello, dico io il castello, è più facilmente recuperabile e rischiano perché poi sono già posizionati con il corpo in avanti e rischiano, hanno la porta aperta. Seguiamo la Color Max Pescara e questo è Morgado con Coco Smith adesso in possesso, il capitano, lo scarico. Portiere di movimento, Ferreira. Morgado, prova a farsi vedere il Coco Smith davanti. C'è Paulinho pivot, si va da Ferreira. Paulinho adesso guadagna metri e profondità sulla destra. Va incontro al pallone e lo riceve. Ancora Morgado. Coco Smith centralmente, Paulinho, Murato e poi Ferreira. Palla messa fuori da Victor Mello. Vedi adesso? Meglio adesso la Color Max. Meglio, ma perché? Perché si sono mossi, sono stati meno statici. 8 minuti e 40 al nostro cronometro, all'epilogo di questo confronto. Sotto di due. E devono rischiare qualcosa, anche devono certo, avere un po' di coraggio. Deve rischiare la Color Max Pescara, altrimenti non rientrerà mai in partita. André Ferreira. Quindi maggiore rapidità nella circolazione. Morgado. Cade a terra. Eccolo lì. Fornari. Chiusura, una prima chiusura. Ancora Fornari. Palla sul sinistro. Fornari. E nuova chiusura vincente da parte di Coco Smith. È la terza volta questa. Non riesce a chiudere Non la l'hanno partita. chiusa, non l'hanno chiusa. Non riesce il Petrarca Padova a chiudere la partita. Non ci è riuscito neanche così. Con questa conclusione di Fornari, letteralmente salvata sulla linea da Capitan Coco Smith. E poi Parrell. Chiusura di Scarinci.
rientra Ferraioli sul parquet, maglia numero 21 Pescara. La conclusione di Rafinha, sul pallone c'è Victor Mello, indicazioni di Giampaolo a Boaventura che sta per rientrare sul parquet. Riparte Ferraioli con la sua velocità. Ferraioli, non c'è fallo, rimessa laterale a favore della Color Max Pescara. Rientrano Morgado e Paulinho, c'è anche Leandro, c'è André Ferreira, portiere di movimento, rapidi cambi, quelli proposti da Palusci. Paulinho, Morgado prova a farsi vedere largo a destra, Ferreira adesso scende, poi palla nel mezzo, arriva la conclusione da parte di Leandro, è il 2-1 che riapre il confronto. Vedi, l'avevamo detto prima, negli ultimi 2 minuti hanno fatto girare palla più velocemente, ma si sono mossi anche loro, gli effettivi in campo, e hanno trovato una soluzione. Ottima questa iniziativa da parte della Color Max Pescara, Non sta so se c'è lentamente crescendo, andiamo a rivedere, non Sì, c'è c'è deviazione. Questo volevi sapere? Sì, avevo visto le... Col portiere di movimento arrivano il gol della Color Max Pescara. 2-1 quindi. Fornari, Victor Mello nel primo tempo. In questa ripresa E adesso il gol di Leandro con il portiere di movimento in casa Color Max Pescara. E qui Petrarca Padova si deve svegliare. È un campanello Adesso d'allarme. le parole di mister Giampaolo nel time out in merito alle 3 occasioni che hanno avuto. Però bisogna stare sempre sul pezzo. Questo è Boaventura, recupero di Ferraioli e Scarinci, pallone che va proprio a Ferraioli, prova a saltare e ce la fa Victor Mello, punizione a favore della Color Max Pescara. Rientrano André Ferreira, portiere di movimento, Coco Smith e Dudu Morgado in casa Color Max Pescara. Vedi l'aspetto mentale cosa fa? È cambiata la Un partita, gol cambia. l'inerzia del match. Andiamo a rivedere, vedete il fallo netto su Ferraioli, dicevamo di un arbitraggio fin qui sicuramente condivisibile da una parte e dall'altra. Morgado ci ha provato Coco Smith, intanto prova a farsi vedere subito André Ferreira, pallone gestito da Leandro che ha dato a Dudu Morgado, largo a destra vediamo Paulinho, Ferreira torna indietro, Coco Smith, Dudu Morgado, André Ferreira, Morgado, Paulinho, sbaglia, palla fuori, rimessa laterale, Petrarca Padova, ci sono cambi in casa Color Max Pescara, dentro Scarinci, Robert e Ferraioli, gioventù, velocità, 3 cambi. cambi contemporanei, 3 in casa, 3 più il portiere perché è rientrato anche Mazzocchetti tra i pali. Ferraioli ha una struttura fisica importante, da calcio a 11, qualcuno direbbe. E tu sei esperto sia di 11 che di 5. Sì, ci provo. Oselito, seguiamo Rafinha che non salta Scarinci. Nuova falli? Quanti... situazione falli che comincia a essere interessante, no? Questo a 6 minuti dalla fine. Situazione falli interessante, ma al di là della situazione falli interessante seguiamo ancora il portiere di movimento in casa Color Max Pescara. Paulinho, scarico all'indietro,
Deve recuperare Dudu Morgado Adesso attaccato devono da alzarsi. Jorge Alba. Scarica ancora dietro Coco Smith. Profondità. Attenzione a Ferreira, ben posizionato. Palla all'indietro per Coco Smith. Dobbiamo dire che è cresciuta molto la Color Max Pescara. Poi da verificare se sia invece scesa troppo, se sia sceso troppo il Petrarca Padova. Lo vedremo nel corso dei prossimi minuti. Intanto Morgado per Ferreira. Morgado, che non può sbagliare la Color Max Pescara. Vediamo con Coco Smith a largo a destra ancora Paulinho, ma Leandro va ora dal pivot con la maglia numero 6. Eccolo. Buona questa iniziativa. Sì. Buona l'iniziativa, e questo è Dudu Morgado. Vedete come festeggia il 2-2. Color Max Pescara che sta letteralmente mettendo sotto il Petrarca Padova, che deve correre ai ripari. Ancora una volta con il portiere in movimento. Andiamo a seguire Coco Smith, palla nel mezzo. Subito circolazione rapida stavolta e arriva Dudu Morgado. 2-2. Seguiamola ancora. Vedete, ottima questa iniziativa, questa azione corale e sotto misura. Dudu Morgado fa 2-2. Cambiato completamente il confronto. Molto bravi nella circolazione della palla. Non era facile. Hanno giocato fuori, dentro. Credo fosse la prima volta che lo provava, che gli è riuscita. Dico che non era facile riportarsi in partita fuori casa con questo Petrarca Padova. Adesso vediamo la reazione. Io fossi Palusci continuerei col portiere di movimento. Infatti guarda, ti ha sentito. È tornato dentro André Ferreira, maglia numero 7. E a questo punto è cambiata completamente il confronto e la Color Max può provare addirittura a vincere. Questo è il bello del calcio a 5. Calcio a 5 io sono di parte, ma è così, è spettacolare perché ti tiene inchiodato fino alla fine. Dudu Morgado. Leandro. Ancora Leandro per Coco Smith. André Ferreira. Gioca bene la Color Max Pescara. Tutta un'altra partita. Dudu Morgado. Leandro. Morgado. André Ferreira. Leandro. Vedete come non rischino. Bravissimi proprio nel non forzare la giocata. Non ce n'è proprio bisogno. E comunque con questa calma sono rientrati in partita. André Ferreira. Dudu Morgado. Leandro. Paulinho. Leandro. Coco Smith. Dudu Morgado. 3 minuti all'epilogo. È un buon pareggio fin qui per la Color Max Pescara. Vedremo se riusciranno a mantenerlo, addirittura a fare di più. Abbiamo visto Paulinho, è molto attento. Bastini, soddisfatta la panchina della Color Max Pescara, non potrebbe essere altrimenti, ha qualcosa da dire ai suoi. Invece Luca Giampaolo, l'allenatore del Petrarca Padova, con calma però sta trasferendo l'idea che la squadra debba fare molto di più. Deve fare qualcosa di più, è che con il portiere di movimento degli avversari sei costretto un po' a restare più basso. Posso dirti che era più spettacolare il primo tempo comunque, perché poi qui sbaglia anche quando una squadra gioca con il portiere di movimento si vede purtroppo il ritmo cala, si vede un altro sport. È una mia opinione personalissima. Però anche questo è il bello del calcio a 5. Certo. La possibilità di portare il portiere di movimento e quindi di giocare in superiorità numerica di fatto, rischiando naturalmente però. Devono dare un po' di pressione. Intanto Dudu Morgado. André Ferreira. André Ferreira il suo gioco di gambe. André Ferreira non riesce a tenere il pallone sul parquet. Oselito perde del tempo prezioso per i suoi, mentre rientrano contemporaneamente Scarinci, Ferraioli, Robert e Mazzocchetti in casa Color Max Pescara. Scarinci.
2 minuti sul nostro cronometro alla fine della partita. Quinta giornata di Serie A di calcio a 5, l'anticipo del giovedì. Siamo al Pala Este, siamo in provincia di Padova, in campo Petrarca Padova e Color Max Pescara, attualmente sul 2-2. Ci ha provato Jader Fornari, chiedono un rigore, se ho capito bene. Andiamo a rivedere. Guardate Giampaolo, questa è la reazione del tecnico del Petrarca Padova. Questa è la nostra riproposizione con la camera dietro la porta. Braccio attaccato al corpo, mi sembra. Ci sembra di Era poter molto dire vicino, che ancora una volta è stato buona l'interpretazione arbitrale. Prosegue Fornari. Parrell. Adesso deve soffrire la Colmax. Pescara che deve soffrire il ritorno finale del Petrarca Padova che vuole i 3 punti. Andiamo all'impostazione. Parrell deve impostare, c'è Victor Mello che si sposta sulla destra, Rafinha va incontro, Rafinha riceve, cede ancora a Victor Mello. Lo stesso Rafinha adesso in possesso, basso c'è Parrell, è lui che deve andare a impostare. Vediamo se mister Giampaolo adesso anche lui adotterà la soluzione del portiere di movimento. Parrell contro Ferraioli. Parrell, le sue finte. Ancora Parrell. Guadagna la rimessa laterale, ma c'è solo 1 minuto e 9 secondi da giocare ancora. Tanto Rafinha salta l'uomo, arriva questo contatto con Leandro. Mazzocchetti manda via letteralmente il pallone, lo scaraventa lontano dove Robert non può arrivare. Nuova opportunità così ancora per il Petrarca Padova, ma bravo in chiusura Dudu Morgado. Rafinha. C'è un contatto, ancora una volta però la direzione di gara lascia correre e poi, visto il fallo di Leandro, riparte il Petrarca Padova. Seguiamo ancora l'azione, troppa frenesia in casa Petrarca Padova, pallone che però arriva a Parrell vicino al 3-2. 22 secondi, time out, noi andiamo sulla panchina della Color Max Pescara che difende un risultato acquisito davvero con le unghie. Questa è la conclusione di poco fa di Parrell. Andiamo a sentire cosa dice Saverio Palusci ai suoi sulla panchina della Color Max Pescara. Diamo ora massima concentrazione su questo. O palla alta, occhio al blocco su questa palla alta, occhio alla palla per Mello dritta che calcia di sinistro così. Ok, quindi palla alta, Mello quello. Quindi continuiamo a difendere come abbiamo difeso. Dobbiamo solo vedere chi si mette là prima di tutto e qua gestire il blocco. È aggressivo. La barriera? Oh, chi è barriera? La barriera del calcio d'angolo? Poi subito Apri la porta poi. Andiamo, Commento. L'indicazione che ha dato, 20 secondi, calcio d'angolo per il Petrarca, ha dato un'indicazione precisa perché è convinto che vada a calciare Mello. Ha detto di fare attenzione sulla palla alta per la conclusione di Mello. Poi bisogna vedere se cambiano, se faranno quella o un'altra. E questa è la bellezza del calcio a 5, 21 secondi alla fine. Mello è pronto. Seguiamo il Petrarca Padova, questo è Victor Mello in possesso, palla per Jader Fornari, messa subito fuori, rimane davanti il Petrarca Padova che vuole assolutamente vincere il confronto, dall'altra parte però ha la stessa possibilità la Color Max Pescara che dal 2-0 sotto Attenzione, si è riportata sul 2-2 e questa è Bastini, la sua conclusione direttamente sul fondo. Quindi che significa? Che la Color Max Pescara ha un'ottima opportunità. Seguiamola. Vanificano il tutto con un impreciso passaggio da parte di Leandro per Coco Smith. Esausto lascia il terreno di gioco, c'è dentro Robert, 10 secondi, portiere di movimento è Jorge Alba in casa Petrarca Padova. Seguiamo l'ultima azione della squadra di Giampaolo.
manca poco, pochissimo. Rimessa laterale ancora Petrarca Padova, da giocare praticamente nulla. Palla all'indietro, conclusione di Victor Mello sul fondo, si continua a giocare, rientra tra i pali Bastini, profondità, ancora Bastini in possesso, pala Este, finisce 2-2 l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, un 2-2 giusto tra il Petrarca Padova da una parte e dall'altra parte la Color Max Pescara. Un 2-2 che è maturato con i gol nel primo tempo di Fornari e Victor Mello per gli inquadrati giocatori di casa in maglia nera del Petrarca Padova. Nella ripresa con il portiere di movimento arrivano i gol di Leandro e di Dudu Morgado per il definitivo 2-2 che vedete in grafica. Giusto così? Beh, alla fine sì, da una parte c'è il rammarico, da parte del Petrarca di non aver chiuso la partita quando a inizio secondo tempo, già fin dall'inizio del secondo tempo, la Color Max Pescara aveva sfruttato il quinto di movimento, e poi come succede sono stati bravi invece il Pescara a crederci, hanno trovato il 2-1 e poi mentalmente è cambiata la gara. Fabio, guarda, stiamo apprezzando nuovamente i gol, il vantaggio del Petrarca Padova con Fornari sul rigore giusto. Poi arriva anche il raddoppio arriverà grazie a Victor Mello, eccolo, sotto misura, dobbiamo dire di un Mazzocchetti comunque grande protagonista per i suoi, bravo a tenerli in partita, l'estremo difensore. Questo è un gol che non attribuiamo certo a lui come demerito. Nel secondo tempo cosa accade? Che con il portiere di movimento André Ferreira cambia completamente il confronto, arrivano i gol, prima quello di Leandro, poi quello di Dudu Morgado, che cambiano completamente l'inerzia del confronto. Significa che il primo tempo è stato tutto di marca patavina, la ripresa pescarese. Un 2-2 giusto. Alla fine credo di sì. C'è il rammarico, come dicevo prima, da parte del Petrarca sicuramente di non aver chiuso la gara nel secondo tempo all'inizio, quando in quelle 2 o 3 occasioni a porta vuota potevano portare a casa, potevano mettere al sicuro il risultato. Il calcio a 5 è così, uno ci crede, mentalmente poi ci sono dei crocevia importanti all'interno della partita, il Pescara è stato bravo a crederci, è finita 2-2. Allora, un passo indietro, io rinnovo le condoglianze alla famiglia di Piero Colantuoni, il delegato regionale del calcio a 5, scomparso in settimana. Un abbraccio a tutta la famiglia, a tutta la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Lazio, per la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia nel Lazio di questo sport, che ha aiutato tutte le società a crescere, e quindi lo ricordiamo così. Ciao Piero. Adesso ringrazio Fabio Piazza, invece il nostro commento tecnico di stasera. Grazie Fabio. Grazie a voi. Io direi che con questo è davvero tutto dal Pala Est. Ricordo il risultato finale, era la quinta giornata del campionato di Serie A, l'anticipo del giovedì, 2-2 finale tra Petrarca Padova e Color Max Pescara. Con questo da Lucio Micheli è davvero tutto. Io vi dico solo di rimanere su Rai Sport, perché ci saranno altri programmi molto interessanti da seguire. Buona serata.